L'edizione 2015 di Sadie d'Essa Sardegna comincerà il 24 aprile e si concluderà il 30. È un'edizione un po' particolare, un po' nuova, perché abbiamo deciso quest'anno di coinvolgere e di basare la nostra programmazione sul coinvolgimento delle esperienze che dal basso venivano proposte, insomma, su tutto il territorio per celebrare questa giornata. Quindi iniziative portate avanti dalle scuole, dalle associazioni, dai vari enti che avevano in autonomia pensato in qualche modo di celebrare questa giornata così importante per la Sardegna. Questa scelta non è una scelta relativa a una mancanza di idee, ma è una scelta precisa per far sì che la popolazione, i cittadini si riapproprino liberamente di questa giornata senza il dovere di partecipare a un'iniziativa a cui magari non hanno contribuito alla realizzazione e all'ideazione. Da qui la miriade di iniziative, sono circa 40 gli appuntamenti sparsi per il territorio, con momenti importanti nei 4 capoluoghi storici e ad Alghero. Io credo che questa scelta di fare un'iniziativa dai contorni sfumati per includere tutti e per coinvolgere quante più persone possibile possa essere una traccia, un'idea da portare avanti anche negli anni prossimi, per ridare vitalità e ridare importanza a Sadie d'Essa Sardegna. Sa die o cannu è una die mi pare de noti da meda. Su tema che principale che abbiamo ischirriato, che si è giunta ad ischirriato, Sardegna terra saliosa, contivizza la che sentito, mi pare di una cosa importante meda per la Sardegna. Che sa terra nos può dare cosa al meda non da sa vita, nos ha dato tanta prodotti che noi oggi nos possono aiutare ad andare da innanti se noi la condividiamo bene, chi in salute e chi in affetto, chi in amore, chi in sentito, come tenere da giudizio, noi possiamo andare da innanti e possiamo davvero abbaidare a sincrasa. Su che finendo prima questa presentazione, Ananato Sadie d'Essa Sardegna deve abbaidare a sincrasa su futuro come Ananato. Ecco, mi pare che se noi veramente non voltiamo a sa terra, che in questo sentito tentiamo di recuperare tutte le cose importanti che la terra nos ha dato, la condividiamo bene, possiamo pensare di davvero di vivere menzos. Chissà cosa nostra, potendo di tutte le cose che la tradizione nos ha dato, che sono cose importanti che atterano Ana, che non rappresenta tutte diversamente, però su che siamo noi saldos, però le cose particolari che abbiamo, però l'identità nostra, sono cose che oggi sono importanti, che hanno permesso tutte queste cose di diventare, di imbezzarene, di arrivare a una certa età che in salute e che fatto eretto. Auguri a tutti. Posso dire che noi abbiamo con grande soddisfazione sul fatto che quest'anno pure Sadie si fa in Castello e si fa in tutta la Sardegna. Personalmente posso dire che ho operato come comitato pro Sadie, può avanzare proposte utili e collaborative con la Regione e le proposte nostre punti stretti comprendias. Siamo impegnati a fare sa manifestazione su 28 a Mengiano in suo palazzo Vicerreggio e possibili pure che in occasione che discutevamo di Sadie d'Essa Sardegna si vezzerà uno sozio umano dei artisti sardos
che si uniti in un consorzio. Ai 10 mesi del 28 aprile e andai in cattedrale, poi a messa, e cosa che non è mai successa in storia sarda, in cattedrale di Castello sarà questionai in sardo. E questa è una grande soddisfazione per tutti. Spero che tutti sanno a seguire iniziative in scuole per fare in modo che i speciocchetti si piantano in testa di Sardegna, in Tabolinà, in Tessuzerio su 28 aprile del 1794. Grazie.